24 aprile 2021. Questa è la situazione. Ormai giù verso la pianura sboccia la primavera, nei versanti a nord siamo in pieno inverno. È davvero incredibile quanta neve ci sia ancora, contando anche il fatto che sono su prealpi. Qui dietro questa cresta c'è la pianura. L'obiettivo di oggi era il Chiampon, si vede la croce, però da qua per arrivare fin là io stimo almeno un'ora in neve. Non è ghiacciata, ci sono guarda qua, sono circa un 5-10 cm in cui si sprofonda, sotto c'è una crosticina ghiacciata, però sì, farsi tutta sta strada qua adesso ormai è troppo tardi, e tra l'altro ho sulle gambe 2 ore e mezza già di strada. Sono partito da Ledis, no, dai Rivoli Bianchi di Bezzone, passato Forcella Ledis, Stavoli Screech, e per l'appunto l'obiettivo era salire sul Chiampon, però è da Stavoli Screech che combatto con la neve. È una cosa che non mi aspettavo, è che c'è talmente tanta neve che non si vedono i segnavia. Questo sentiero io non l'ho mai fatto d'estate, o comunque senza neve, è la prima volta che vengo qua, e da Screech fino a qui ho faticato parecchio a trovare la strada giusta. Si è sempre nel bosco, non ci sono punti critici, però c'è talmente tanta neve per cui i segni sulle rocce ovviamente sono sommersi e quelli sugli alberi sono appena a livello della neve. Solitamente i segni si fanno a petto d'uomo, quindi diciamo all'altezza dello sterno, per cui c'è almeno un metro e mezzo, 1,20 m di neve, e si vedono pochi segnali, quindi un po' col telefono e un po' così a naso sono arrivato fino qui. Adesso ho mangiato una roba, ho mangiato i panini e adesso riparto. Peccato non essere salito fino al Chiampon. Vedevo 2 persone che probabilmente sono salite da sud, dove ormai dovrebbe essere tutto sgombro da neve, e oggi volevo salire di qua perché non ero mai stato, però niente da fare. Adesso torno indietro, mi fermo un attimo a Stavoli Screech, do un'occhiata, dovrebbero essere aperti. C'è una struttura privata che però viene lasciata aperta all'uso di tutti, almeno così io so, adesso controllo, e poi pian pianino rientro giù fino alla macchina. Sono arrivato a Stavoli Screech, qui c'è una bellissima vista, c'è la valle, qui si apre, si vede il tagliamento sotto lì, e un po' più in su si intravede il lago di Cavazzo, quella chiazza blu, e invece dietro c'è quello con la neve, il Verzegnis, il Monte Verzegnis, e dietro credo sia il Piombada, il Valcalda, quei monti là. Qui Montefeste e San Simeone in primo piano. E la struttura qui, come ti dicevo prima, è privata, effettivamente c'è scritto, c'è proprietà privata, però è aperta, i proprietari la lasciano aperta, e si può utilizzare in caso di ricovero. La struttura è bellissima, l'hanno ristrutturata, c'è scritto che un gruppo di persone l'ha ristrutturata, e credo sia molto simile a come era una volta, a parte qualche fronzolo magari, però. Qui c'è una cucina economica, detta anche Spolert, il fogolar, invece questo probabilmente una volta c'era solo il fogolar, poi l'hanno aggiunto anche questa. Dopo un po' di suppellettili varie, c'è anche il gas, e c'è un soppalco con 2 brande
e poi c'è una stanza qui, ci sono altri 4 letti con un'altra stufetta per scaldare anche quella stanza, c'è un piccolo pannellino solare e qua insomma ci sono un po' di istruzioni. Tra l'altro viene detto che chi vuole dormire, qui dicono di chiamare questo numero per avvisare, mentre se il rifugio serve in caso di necessità ovviamente vi si può accedere senza problemi. Fuori ci sono le stalle, perché ho visto delle foto, portano su anche delle mucche in questo piccolo pascolo, ci sono le stalle con la legna e c'è anche l'acqua, c'è una cisterna qua dietro, ovviamente acqua non potabile, però sempre comodo avere un po' di acqua. Bene, adesso asciugo i ramponi, li metto via e poi riparto. Ormai la neve adesso ancora una ventina di metri e poi sparisce e poi sarà tutta discesa abbastanza lunga. Ultima parte su ghiaione, probabilmente anche lì riuscirò ad andare giù abbastanza veloce come ho fatto adesso nella parte su neve. Bene, sono ridisceso al di sotto della neve e diciamo, chiamiamolo del limite invernale. Qui adesso sto camminando in un bosco di faggio, come il 90% dei boschi che si incontrano in queste zone, e qui hanno già le foglioline, mentre sopra avranno ancora le gemme ben chiuse. Una cosa però che ho notato per tutta la strada è la grande quantità di fagiole, cioè i frutti e praticamente i semi dei faggi. Ce n'è tanti e in gergo gli anni in cui ci sono tante fagiole si chiamano anni di pasciona. Questa produzione esagerata di questi semi ha due risvolti. Ovviamente il primo, che probabilmente ci sarà una rinnovazione maggiore nei prossimi anni, ma poi c'è un effetto anche sulla fauna, in quanto l'abbondanza di semi presenti fa sì che tutti i micromammiferi come i topolini, i toporagni, ma in generale un po' tutti i piccoli mammiferi che sopportano la stagione invernale un po' in letargo, un po' sotto la neve, trovano molto da mangiare e trovano molto da mangiare anche in primavera, quindi molti individui superano l'inverno e poi si riproducono molto di più, quindi si hanno tantissimi di questi piccoli mammiferi e questo ha un ulteriore effetto sui predatori, perché tutti i predatori di questi piccoli mammiferi, come possono essere le volpi ma anche gli uccelli rapaci, ovviamente trovano più prede e quindi anche loro aumentano la riproduzione, per cui probabilmente per un paio di anni, questo è il prossimo, si avrà un aumento nelle specie animali legato a questa sovrapproduzione di semi di faggio. Bene, sono quasi alla macchina, giro completato. Purtroppo non sono riuscito a salire sul chiampon, però è stato lo stesso un bel giro, molto bello perché si parte praticamente molto in basso, cosa sono? Sotto i 400, sono 380 metri circa, e io sono arrivato fino a 1005 circa, 1005, il chiampon era 1700 qualcosa. È un bel tiro e praticamente si attraversano diversi scenari, si parte prima lungo il greto di un torrente, poi si risale un ghiaione, poi sentiero tradizionale attraverso la faggeta. Oggi poi al limite, appena fuoriuscito dalla faggeta, ero praticamente tornato in inverno, un sacco di neve e poi in versione estiva si va su dei prati e poi si arriva sulla cresta. Sì, oggi ci sono rimasto particolarmente sorpreso, non tanto dal fatto di trovare neve, che ok, in questo periodo è ancora possibile, anche qui sulle prealpi, certe annate si trova, se non fa troppo caldo, si trova ancora neve a fine aprile. La questione è la quantità di neve che ho trovato.
ti ripeto che i segnali del CAI sugli alberi erano o sommersi dalla neve oppure erano appena fuori dalla neve, quindi significa che su a 1400 metri, 1500 metri io ho trovato dal metro al metro e mezzo di neve a fine aprile, ed è veramente un dato incredibile, e non oso immaginare cosa sia adesso a quote ben più alte, a 1800, 1900, 2000 e oltre sulle Alpi Carniche e Giulie. Probabilmente ci sono sicuramente più di qui, quindi oltre il metro e mezzo di neve, per cui mi sa che quest'anno sarà da valutare bene, almeno fino sicuramente a giugno e anche oltre, le gite da fare in alta quota, soprattutto dove ci sono canali esposti a nord. Il giro di oggi è abbastanza lungo, però non ha difficoltà tecniche particolari, è tutto sul sentiero, è sempre ben segnato, e quindi sì, diciamo il periodo migliore secondo me per fare questo sentiero è comunque fuori dall'estate piena, diciamo, perché comunque ci si muove a quote medio-basse e c'è molta vegetazione, e poi secondo me fa molto caldo, tutta la prima parte è su ghiaioni e quando picchia il sole lì ti arriva una bella legnata, per cui itinerario perfetto da fare, diciamo, fine primavera o in autunno. La casera Stavoli Screech è super, davvero bellissima, tenuta bene anche come l'hanno ristrutturata, davvero molto rustica, bellissima. E se eventualmente vuoi venire a vedere questa zona e non vuoi andare su fino sul Chiampon o a Stavoli Screech, si può andare a Forcella Ladies, cioè si fa la forcelletta, si scende e ci sono una serie di stavoletti, e poi si può andare giù anche sul torrente Vezzonassa. Deve essere molto bello, vedevo dall'alto la zona degli stavoli, davvero figo, averne uno lì sarebbe veramente una gran figata. Quindi ti ringrazio per avermi seguito, spero che il video ti sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo. Ciao, a presto!